Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Un vero e proprio terremoto giudiziario ha colpito il comune di Cariati. La Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha emesso 5 ordinanze di custodia cautelare e iscritto altre 11 persone nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato è la corruzione. Mentre il ministro Grillo annuncia l'arrivo del decreto perché la situazione è allo stadio terminale, Pacenza replica solo annunci e la regione prepara la controffensiva. La visita ispettiva dei NAS all'ospedale di Serra San Bruno porta alla luce una realtà incredibile, fatta di degrado e inefficienza. Il corpicino di un neonato privo di vita è stato trovato nel giardino di un'abitazione a Ciro Superiore. I carabinieri hanno avviato le indagini. Non c'è nessuna possibilità che il procuratore della distrettuale antimafia di Catanzaro possa essere candidato per le regionali. Sono felice nel fare il mio lavoro. Riprende il campionato di Serie B dopo la sosta. Il Cosenza ospiterà la corazzata Palermo, mentre il Crotone farà visita al Carpi per una gara che si preannuncia di fuoco, vista la posizione in classifica di entrambe le squadre. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, partiamo con un vero e proprio terremoto giudiziario che ha colpito il comune di Cariati. La Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha emesso 5 ordinanze di custodia, iscritto altre 11 persone nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato è la corruzione. Il sindaco è finito ai domiciliari. Terremoto giudiziario a Cariati. Il sindaco Filomena Greco e altre 4 persone sono finite nei guai per corruzione, falso ideologico, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e abuso edilizio. Le altre persone destinatarie della misura cautelare sono il fratello del sindaco Saverio Greco, Giuseppe Fanigliulo, Sergio Salvati e Cristoforo Arcovio, assessore nonché consigliere della provincia di Cosenza. Per quest'ultimo è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il sindaco e le altre persone arrestate sono stati invece disposti domiciliari. Al centro dell'inchiesta della Procura di Castrovillari, guidata dal procuratore Eugenio Facciol, ci sono incarichi pubblici che sarebbero stati dati in cambio di favori personali. Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Rossano, collegate all'appalto per il servizio di gestione dei rifiuti del comune di Cariati, avrebbero consentito di rilevare l'indebito rilascio da parte del dirigente dell'area tecnica di un permesso di costruire in sanatoria a favore di un gruppo imprenditoriale per la ristrutturazione e l'adeguamento di un immobile da adibire a clinica privata. Nel corso dell'attività investigativa le Fiamme Gialle hanno accertato che il dirigente, già nominato fiduciariamente dal sindaco a tempo determinato e in scadenza di incarico, sarebbe stato prorogato nelle sue mansioni allo scopo di agevolare il procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire. Nell'ambito dell'originaria attività investigativa, inoltre, sono state constatate ulteriori collusioni tra il dirigente dell'area tecnica dell'ente e il responsabile di fatto di una società finalizzata alla turbativa dell'appalto dei rifiuti, concretizzatesi nell'adozione di un provvedimento illegittimo successivamente annullato dal TAR, con cui è stata esclusa l'offerta della prima classificata e l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa seconda classificata, già assegnataria di affidamenti diretti illegali. Il sindaco Filomena Greco lo scorso anno aveva ricevuto il divieto di dimora a Cariati nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti. Sfiduciata, era stata rieletta e si era reinsediata alla guida del comune nel giugno scorso. Oggi l'operazione denominata Platone ha portato a 5 arresti, 11 denunce e al sequestro preventivo del fabbricato abusivo. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo adesso di sanità, perché mentre il ministro Grillo annuncia l'arrivo del decreto perché la situazione è allo stadio terminale, Pacenza replica e dice solo annunci e la regione prepara una controffensiva. Il ministro della Salute Giulia Grillo lo dice da tempo, lo ha ribadito in occasione del Blitz qualche settimana fa negli ospedali di Locri e Polistena, lo ha ripetuto anche oggi. Per la sanità in Calabria è necessario un decreto straordinario perché spiega la situazione è a uno stadio terminale, l'indice è puntato sui conti, sul debito abnorme, tradotto in numeri parliamo di 20-30 milioni di euro di disavanzo con cui hanno chiuso, denuncia la Grillo.
tutte le aziende sanitarie della Calabria, l'unica regione in Italia, sottolinea il Ministro, che ha peggiorato i livelli essenziali di assistenza. Bisogna dunque, è la conclusione, fare una legge straordinaria per un periodo limitato che aiuti a risolvere la situazione. Anche il Premier Conte nei giorni scorsi, annunciando un Consiglio dei Ministri in Calabria, ha sostenuto l'urgenza di un provvedimento per il comparto in attesa del decreto del governo. La Regione Calabria pone delle domande: la misura straordinaria arriverà prima o dopo la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere, oggi rette dai commissari, e quali effetti avrà? Al momento, si sottolinea dalla cittadella, ci sono solo annunci. Oggi assistiamo a pronunciamenti che riguardano il Ministro e lo stesso Presidente del Consiglio, ma non c'è stata fino a questo momento nessuna interlocuzione con la Regione e non c'è nessuna cognizione rispetto ai contenuti, agli obiettivi di questo intervento. Certo, sarebbe assai grave che se dovessimo assistere, ma per intanto il riferimento a un decreto speciale non mi pare che sia un riferimento condivisibile, e nel frattempo nessuno può immaginare che ci possa essere un'invasione di campo. Le competenze in materia sanitaria sono definite in modo chiaro e esplicito sia in sede costituzionale che in sede normativa, noi vogliamo stare dentro quel solco. E ancora, per quanto riguarda la sanità, la visita ispettiva dei NAS all'ospedale di Serra San Bruno ha portato alla luce una realtà incredibile fatta di degrado e inefficienza. Verranno segnalati alle competenti autorità alcuni dirigenti, funzionari e medici per le rispettive competenze. E questo è il risultato del blitz dei carabinieri all'ospedale di Serra San Bruno, dove ieri gli uomini del NAS di Catanzaro, insieme ai militari della compagnia di Serra San Bruno, hanno proceduto ad un controllo straordinario di natura ispettiva del presidio. Inoltre saranno interessati i competenti uffici regionali e provinciali per i provvedimenti di competenza e non ultimo per l'adeguamento delle strutture alle normative vigenti. Insomma, come se non ce ne fosse bisogno, la bufera continua, anzi si rafforza sull'ospedale San Bruno. Gli accertamenti hanno interessato l'intera struttura ospedaliera, compresi i servizi, i reparti di degenza, nonché l'impiantistica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Certo, non c'è dubbio che le criticità strutturali riscontrate sono addebitabili sostanzialmente al fatto che l'immobile risale agli anni 70. Inoltre, non si può non ricordare anche il successivo ridimensionamento delle prestazioni avvenuto nel tempo. In particolare sono state riscontrate varie carenze igienico-strutturali. Di fatto è stata controllata la situazione generale degli ascensori presenti all'interno del locale nosocomio, con il risultato che solo uno, seppur obsoleto, è a disposizione sia dell'utenza che dei servizi. Sono state accertate alcune criticità in merito ai locali del pronto soccorso e alcune anomalie sulle gestioni delle specialità medicinali e dei presidi medico-chirurgici all'interno dei vari reparti, tanto da indurre i militari a procedere al sequestro in particolare di 4.000 presidi medico-chirurgici e 300 specialità medicinali ad uso di stupefacenti, entrambi scaduti di validità. È stato anche accertato di contro che i reparti di lunga degenza presenti all'interno del presidio ospedaliero sono in sufficienti condizioni generali. E ancora, per la sanità, siamo pronti allo sciopero della fame, quanto afferma in una nota il Movimento Precari Sanità Calabrese. Siamo 835 lavoratori in Calabria e se il ministro Grillo non interverrà con un decreto urgente che sospenda i concorsi per primari e dirigenti amministrativi per l'anno 2019 e imponga la stabilizzazione di quanti hanno i titoli. La vergogna della sanità calabrese è sotto gli occhi di tutti, affermano ancora. Personale del comparto, infermieri e OS che tecnici di laboratorio attendono inutilmente la stabilizzazione da oltre 4 anni. Solo il 23% del personale avente i requisiti è stato stabilizzato, laddove le piante organiche presentano un vuoto non indifferente e c'è assoluta capienza per ognuno di noi. Dall'anno del blocco del turnover ad oggi, e considerando anche gli effetti di quota 100, la sanità calabrese ha perso circa 4.000 dipendenti. Come saldo tra quiescenze e personale assunto c'è necessità di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, non dei 27 primari nominati ad esempio in solo 8 mesi da un'azienda ospedaliera. A ridosso delle elezioni regionali di fine novembre si sta per consumare un altro vulnus incredibile che chiediamo al ministro Grillo, che deve fermare ad ogni costo.
Ed ora a Cosenza, dove domani farà tappa la carovana della prevenzione. Lei si chiama Daniela Terribile ed è una senologa del Gemelli di Roma. Stamattina ha effettuato un sopralluogo presso l'ex Oasi francescana, dove domani farà tappa la carovana della prevenzione. L'annuncio ieri sera nel corso di un incontro a Cosenza, in cui è stato spiegato che l'associazione Comen Italia si rivolge per gli screening alle donne in stato di disagio. Per queste donne sono concetti che non conoscono, che non sanno di poter accedere, quindi sono ben contente di poterne usufruire gratuitamente, ovviamente. Voi per effettuare questo tipo di screening vi poggiate anche su delle strutture che accolgono il disagio? Assolutamente sì, noi vogliamo indirizzare le nostre prestazioni, poiché non si sostituiscono a quello che deve svolgere l'autorità sanitaria in questo campo, vogliamo rivolgerci a persone che normalmente non sarebbero servite da questo, perché migranti, perché in condizioni di disagio psichico o sociale particolare, e quindi ci rivolgiamo a quelle strutture, in questo caso a Cosenza l'Oasi di San Francesco, ma normalmente comunità, a Roma comunità di Sant'Eginio, comunità diocesane, che ben sanno quali sono le persone che hanno bisogno di questo. L'associazione, che quest'anno festeggia i 20 anni di attività, si fonda sul volontariato, investe nella formazione, nella ricerca e stimola l'innovazione in tema di salute femminile. Presente in 13 regioni italiane, ha dato risposte in termini di assistenza a 7.000 donne. Adesso la cronaca con il corpicino di un neonato privo di vita è stato ritrovato nel giardino di un'abitazione a Cirò Superiore. I carabinieri hanno avviato le indagini. Era sepolto qui il corpicino del neonato rinvenuto in un giardino privato a Cirò, nel Crotonese. Il piccolo era chiuso in un sacco della spazzatura. C'è incredulità e stupore nel centro collinare ionico dopo la macabra scoperta. Da quanto tempo il feto si trovava sotto quel cumulo di terra e soprattutto chi si è sbarazzato così del povero neonato? Interrogativi ai quali stanno cercando di dare una risposta i carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto. Dall'autopsia disposta dalla Procura di Crotone potranno arrivare risposte importanti per stabilire almeno da quanto tempo il neonato era sepolto. Il giardino è di pertinenza di una casa in cui vive un'anziana di 95 anni assistita da tempo da una badante dell'Est Europa. Proprio quest'ultima ha fatto la macabra scoperta mentre effettuava alcuni lavori in giardino, da dove, secondo quanto si è appreso, proveniva un forte olezzo. La badante avrebbe deciso di capire quale fosse l'origine di quell'odore nauseabondo e così sottoterra è stato rinvenuto l'involucro sospetto. La donna ha chiesto aiuto ad un parente dell'anziana per aprire quel sacco, scoprendo all'interno il corpicino di un neonato già formato. Una delle ipotesi investigative è che a seppellire il neonato possa essere stata una delle badanti, per lo più straniere, che si sono succedute nell'attività di assistenza all'anziana, ma non è escluso che qualcuno possa aver sepolto il corpicino dopo aver raggiunto il giardino dalla strada esterna. La casa infatti si trova tra le mura del castello medievale e si affaccia sulla centralissima piazza Pugliese, di fronte alla chiesa madre del paese. Le indagini dei carabinieri procedono serrate per scoprire chi abbia abbandonato il corpicino. Sono in corso accertamenti a carico di alcune persone che potrebbero essere coinvolte nella terribile vicenda. Il piccolo è stato avvolto in un sacco di plastica e sotterrato sotto qualche centimetro di terra con alcune pietre che ne impedivano la visibilità dall'esterno. Quindi poi successivamente, solo con l'effettuazione di questi lavori di manutenzione e scoprendo anche questa parte del giardino che non era molto frequentata, hanno trovato il corpicino. Al momento le indagini si stanno svolgendo intorno a tutte quelle persone che possono dare delle informazioni utili, e pensiamo che nelle prossime ore potremo avere qualche novità. La politica adesso, perché non c'è nessuna possibilità che il procuratore della distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, possa essere candidato per le regionali. Sono felice nel fare il mio lavoro, ha dichiarato il magistrato. Ma perché di tanto in tanto spunta il nome del procuratore Gratteri come candidato alla presidenza della regione? Chi ha interesse a recuperare una non notizia? Più volte il capo della procura antimafia di Catanzaro ha detto a chiare lettere di essere felice del ruolo che svolge, che mai ha pensato alla politica. Allora perché si continua di volta in volta a tirarlo in ballo?
Va bene la strategia, vanno bene desiderata, ma si dà il caso che Nicola Gratteri non ha mai dato alcun segnale, non si è mai detto disponibile a svolgere altro che non sia di stretta attinenza con il ruolo che già svolge, quello di magistrato. I risultati straordinari raggiunti nella lotta all''ndrangheta, il continuo spendersi in favore della cultura e della legalità, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per la Calabria. No, Gratteri è e resta il punto di riferimento della Calabria che non si rassegna, che lotta e che spera in una possibile primavera. La politica, insomma, deve guardare altrove e magari evitare di strumentalizzare il nome di Gratteri per garantirsi attenzioni e apprezzamenti. Il magistrato continuerà a fare il magistrato, il resto è solo chiacchiericcio da clima elettorale. E il Movimento 5 Stelle, a prima firma di Nicola Morra, ha presentato nei giorni scorsi un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulla questione dell'acqua potabile di Cosenza. In attesa dell'arrivo degli ispettori chiesti al Ministro, ha scritto il senatore Morra, ricordiamo all'assessore Caruso che siamo ancora in attesa che le carte in suo possesso in merito alle controanalisi comunali vengano rese pubbliche. I cittadini hanno il diritto di sapere l'evidente negligenza e le puerili giustificazioni di chi istituzionalmente è preposto al controllo delle acque e della salute dei cittadini non possono essere prese in alcun modo in considerazione, afferma ancora il Presidente della Commissione Antimafia. Le chiacchiere stanno a zero, l'assessore Caruso è un mese che attendiamo la sua documentazione e la esortiamo ancora una volta a renderla pubblica. Parliamo di infrastrutture, ci spostiamo a Catanzaro per la rotatoria di Giovino. Finalmente dopo anni di attesa è arrivato il giorno della firma. La firma è stata apposta sul verbale di consegna e fissa l'inizio dei lavori di realizzazione della rotatoria di Giovino, finanziata e appaltata da ANAS con un investimento complessivo di 830.000 euro. La rotatoria è stata progettata per aumentare la sicurezza del trafficato svincolo di collegamento fra il quartiere Giovino e Viale Crotone a Catanzaro, ma per completare i lavori serviranno circa 5 mesi. È una risposta a delle esigenze di sicurezza che secondo me sono imprescindibili e importanti. Nasce da una positiva sinergia con il Comune. Io sono arrivato qui poco più di 2 anni fa e la prima cosa di cui mi hanno parlato è proprio l'esigenza di questa rotatoria per disciplinare un traffico sempre maggiore con dei pericoli che sono insiti proprio alla conformazione della strada in questo punto. Per fortuna siamo riusciti a lavorare bene con il Comune, abbiamo rifatto 2 volte il progetto perché nel frattempo il progetto che era stato già fatto circa 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, è stato rivisto totalmente alla luce delle nuove edificazioni. Abbiamo dovuto cucire e ricucire, tenere conto da una parte delle esigenze di sicurezza, da una parte dei nuovi volumi, delle esigenze dei frontisti, delle esigenze anche della caserma della Guardia di Finanza, quindi c'è stata un'opera di concertazione molto ampia. Siamo arrivati a questo punto, io però sarò sereno e diciamo soddisfatto nel momento in cui vedrò l'opera completata. Mentre verrà realizzata la rotatoria, il Comune si è impegnato per realizzare le 2 complanari, un lungo iter propedeutico alla realizzazione dell'opera che però quando sarà terminata si toccheranno con mano i benefici in entrata e in uscita sulla zona a vocazione turistica di Giovino e un po' più in là anche per un'infrastruttura come il porto che diverrà un punto strategico per lo sviluppo del capoluogo. Siamo stanchi di avere incidenti, di avere notevoli danni alla popolazione, tanta gente veramente è uscita fuori in maniera grave da incidenti e in più la notte qui è una pista, si fanno delle gare e nessuno dice niente. Bilateralità e welfare, opportunità per le imprese e i lavoratori, un incontro voluto da Confapi che si è svolto a Cosenza. Bilateralità e welfare aziendale, 2 parole che il nostro Sud conosce poco perché poche, anzi pochissime, sono le aziende che si affidano agli enti bilaterali per attuare le prestazioni previste dagli accordi sottoscritti da Confapi e le 3 maggiori sigle sindacali. A Cosenza sindacalisti, consulenti del lavoro, docenti universitari, rappresentanti delle imprese e del sistema bancario hanno illustrato le prestazioni di Enfea, l'ente bilaterale nazionale costituito da Confapi, CGIL, CISL e UIL e le opportunità che il welfare generato da queste realtà
potrebbe creare, in particolare in Calabria. Eppure nella nostra regione è stato evidenziato nel corso del dibattito: su 3.000 imprese che potrebbero godere di questo welfare, soltanto 50 beneficiano delle opportunità garantite dall'adesione ad Enfea, come la formazione per le dipendenti dopo il rientro dal congedo di maternità, l'acquisto di defibrillatori, le misure una tantum per i lavoratori in cassa integrazione, quelle per asilo, scuola materna o babysitter, uno strumento che garantisce vantaggi tanto a chi dà il lavoro quanto a chi questo lavoro lo svolge. Abbiamo un obiettivo importante, ha sottolineato Franco Napoli, presidente di Confapi Calabria: aiutare le nostre imprese e i nostri imprenditori a comprendere che fare welfare conviene, perché si crea un clima positivo fra i collaboratori e perché tutto questo a cascata dà valore aggiunto al sistema produttivo. E ha minacciato con un coltello una donna con la quale in passato ha avuto una relazione sentimentale, sequestrandola di fatto e intimandole di restituirgli una somma di denaro. Un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Gioia Tauro dagli agenti del commissariato di polizia con l'accusa di tentato omicidio, estorsione e minaccia aggravata, sequestro di persona e atti persecutori. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Ha aggredito e minacciato i carabinieri dopo un inseguimento a folle velocità tra Mileto e Filandari. Un uomo di 32 anni incensurato è stato bloccato dopo essere riuscito a forzare 2 posti di blocco. Raggiunto dai carabinieri, li ha aggrediti a calci e pugni per poi essere bloccato e condotto in caserma a causa del rifiuto di fornire le proprie generalità. Obbligato ad effettuare il narcotest per verificare l'assunzione di cocaina, il 32enne è stato sorpreso mentre tentava di sostituire acqua di rubinetto alle proprie urine. Il test, che è stato poi costretto a rifare, ha dato esito positivo. Un fabbricato abusivo in corso di costruzione in un'area rurale è stato sequestrato a Crucoli dai carabinieri forestali, che hanno denunciato il presunto committente per violazione della normativa edilizia urbanistica. Al momento del sopralluogo la struttura era in fase avanzata di esecuzione e gli accertamenti avviati negli uffici comunali hanno evidenziato che l'opera risultava del tutto priva di atti che ne legittimassero l'edificazione. Gasolio sulla 2 del Mediterraneo dopo la rottura del serbatoio di un autocarro in transito. È accaduto tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico. Sul posto personale ANAS, vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità. Le cause della rottura sono ancora in fase di accertamento. Incidente questa mattina sulla SS 107 Silana Crotonese nei pressi di Rovito, lo scontro tra un'auto e un tir, feriti un uomo e una donna che viaggiavano sull'auto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all'Annunziata di Cosenza. Allora parliamo della nuova attrattiva dei box art di Cosenza, finestre vetrate che diventano opere d'arte. A Cosenza, nelle residenze artistiche Box Art, è iniziato un nuovo progetto di arte pubblica con installazioni architettoniche che incorniciano le grandi finestre vetrate e che dà continuità al programma dei Box Art sospeso nel periodo invernale. Da giugno a novembre del 2018 il progetto, avviato dal sindaco Mario Chiuto e curato da Giacinto Di Pietrantonio, si è caratterizzato con l'idea di più arti più liberi, seguendo una precisa traiettoria che guarda alla trasversalità dell'arte. Di Pietrantonio ha individuato nella particolare forma delle architetture la possibilità di una nuova progettualità d'arte pubblica. Vista la presenza di grandi finestre vetrate incorniciate in una struttura di legno, si è pensato di farle diventare delle grandi vetrine, o meglio dei grandi quadri. Occhi per la città, questo è il titolo delle installazioni che campeggiano nei 18 box art, progettate con la finalità di apparire come dei veri e propri occhi creativi che guardano i visitatori della città. Sono tutte opere e immagini di grandi dimensioni, 470 x 245 cm, proposte da 18 artisti contemporanei che parlano alla città con il linguaggio universale dell'arte. Tra le finalità del progetto c'è anche quella di mantenere attiva per tutto l'anno una struttura di residenza artistica tra le più significative in Italia e all'estero.
L'originale esposizione sarà visibile e visitabile per tutto il mese di aprile. Lo sport adesso con il calcio, riprende il campionato di Serie B, il Cosenza ospiterà sabato la corazzata Palermo, mentre il Crotone farà visita al Carpi, una gara che si preannuncia molto infuocata perché entrambe hanno la stessa posizione in classifica. 3 colpi di testa per decidere la gara d'andata tra Palermo e Cosenza, 3 acuti negli ultimi 20 minuti, dopo che la partita era scivolata via con pochi sussulti e con i lupi che stavano facendo un figurone in un Barbera quasi deserto per il disinteresse dei tifosi rosanero in quella fase della stagione e soprattutto per il maltempo. Alla frustata di Salvi rispose immediatamente all'Ambaclé e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, invece il Cosenza all'epoca soffriva maledettamente gli ultimi minuti e pagò dazio al 90° sull'incursione di Nestorowski, conclusa con il tocco sulla linea di Puskas. Altri tempi, altro scenario. Al Marulla sabato pomeriggio di tifosi ce ne saranno più di 10.000 e il Cosenza proverà a conquistare punti salvezza al cospetto di una squadra che vede la Serie A a portata di mano. Con il rientro a pieno regime di Luca Palmiero, dopo aver valutato le condizioni di Carlos Embalo, rientrato da Guinea-Bissau, il tecnico Braglia potrà scegliere il sistema di gioco più adatto alla partita. A Stellone, invece, nonostante le assenze di Ciocer, stagione finita, e Faletti, non mancano le alternative, soprattutto in avanti, ma con l'incognita delle condizioni dei nazionali, Nestorowski e Puskas in particolare, utilizzate a pieno regime. Si gioca solo per la salvezza Carpi-Crotone, sfida che potrebbe affondare, forse definitivamente, la squadra di Castori, distante 5 punti dai pitagorici e quindi dalla zona play-out. All'andata sulla panchina dei calabresi sedeva Massimo Oddo e quella con gli emiliani fu una delle gare più sfortunate dei rossoblù, in vantaggio grazie al colpo di testa di Molina e vicini per diverse volte al raddoppio, fallito per gli errori degli attaccanti e per la prontezza di riflessi di Colombi, che riuscì a tenere aperta la gara fino al pareggio beffa di Concas, nell'unica sortita offensiva ospite. Il finale incandescente lasciò strascichi anche per le gare successive. Stroppa non potrà contare su Nalini e dovrà valutare le condizioni di Benali, già rientrato, e Vaisanen. Adesso vediamo le previsioni del tempo. L'aria di bassa pressione presente sul Tirreno meridionale ed in evoluzione verso sud-est, alimentata da aria più fredda di origine artico-marittima. Nelle prossime ore causerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Le piogge localmente potrebbero essere di forte intensità, in particolare sui versanti ionici cosentini e crotonesi, e favorirà anche il ritorno della neve sui rilievi. Domani cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti interni e orientali, con piogge sparse e nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri su Pollino e Sila, su Aspromonte al di sopra dei 1300-1400 metri. Al mattino i fenomeni su Cosentino e Crotonese Ionico potrebbero risultare anche di forte intensità. Sui litorali tirrenici cielo irregolarmente nuvoloso con possibili deboli piogge. Temperature in ulteriore calo. Domani mosso il Mar Tirreno, molto mosso il Mar Ionio, dove i venti spireranno moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.